Domenica 16 dicembre si è svolto mini volley con Babbo Natale, uno degli appuntamenti più amati dai giovanissimi del volley padovano. Una manifestazione che continua a crescere e a riscuotere consensi. Quest'anno le sedi della festa sono state ben 6, una in più dell'ultima edizione. Con inizio attività alle ore 15, i gruppi sportivi sono stati suddivisi nelle palestre, Zona Centro, Salboro, Selvazzano e Duca degli Abruzzi. Le altre sedi provinciali hanno trovato, nel Palasport di Cittadella per l'Alta Padovana, in quello di Villatora di Saonara per il Piovese e nel Palasport di Solesino, una valida organizzazione da parte delle società locali. Anche quest'anno ci siamo ritrovati per la festa con Babbo Natale. Quest'anno la novità è che siamo tantissime, per cui abbiamo dovuto organizzare ben 6 sedi. Queste grazie alla collaborazione delle società sportive, quindi le società pallavolistiche del Padovano che ci danno ospitalità. Ricordo velocemente le sedi di quest'anno, che sono una sede nella zona alta padovana in collaborazione con la società Team Volley e questa viene svolta in contemporanea in tutte le sedi e questa in particolare a Cittadella. Nel Piovese in collaborazione con il Vispa Volley a Villatora di Saonara, nella zona bassa padovana con la S Solesino, nel Palazzetto dello Sport di Solesino e ben 3 sedi nella zona centro, una in collaborazione con la società Salboro Volley a Salboro, un'altra manifestazione in collaborazione con il Medo Acus Volley a Caselle di Selvazzano e questa dove ci troviamo in questo momento in collaborazione con la società Olimpia Santo Stefano Volley qui alla palestra del Duca degli Abruzzi. Sotto l'albero di Natale, che doni farà trovare quest'anno la FIPAF ai piccoli amici? In tutte le feste, al termine della festa di Babbo Natale, la sorpresa di quest'anno sarà appunto il fumetto dei mini amici. Siamo ormai arrivati al 4º episodio, dove il 4º episodio è dedicato alla buona e sana alimentazione dei mini atleti prima dell'attività sportiva. Per cui oltre alle vicende dei nostri mini amici, nella parte finale del fumetto troveranno alcune indicazioni alimentari molto importanti, così fin da piccoli si abitueranno a riconoscere che anche l'alimentazione è molto importante per i piccoli sportivi. Quest'anno i nostri mini atleti si ritroveranno anche un'altra sorpresa, che è il kit dei mini amici. È un kit scolastico che accompagnerà i nostri mini atleti non solo nell'orario di palestra ma anche a scuola. Questo è un regalo che offre la Federazione Comitato di Padova a tutti gli iscritti al mini volley e questo è un modo per ricordarsi di loro e per far sì che si appassionino a questo bellissimo sport anche con un simpatico gadget con le immagini dei mini amici che ormai da qualche anno li accompagna durante tutta la stagione di mini volley. Come ogni anno, la solidarietà in queste manifestazioni non manca. Come sempre il Comitato Provinciale di Padova cerca di rendere sensibili i bambini anche alla solidarietà. Quindi oltre all'euro che a ogni manifestazione i bambini consegnano prima di iniziare a giocare, quest'anno saranno a disposizione delle magnifiche magliette con le immagini dei mini amici e il contributo ricavato sarà interamente devoluto ai nostri 2 progetti a cui noi facciamo solidarietà, che sono il progetto Città della Speranza e QAM Medici per l'Africa. Sentiamo cosa ci dice una delle società organizzatrici nella palestra Duca degli Abruzzi. Siamo orgogliosi di organizzare questa manifestazione, ringraziamo la federazione che ce l'ha concessa perché il nostro obiettivo è uno solo, promuovere sul territorio la pallavolo. Oggi vediamo 120-150 bambini che stanno dando vita a un'attività veramente che è commovente, quindi credo che sia la cosa più importante, organizzare e divulgare queste manifestazioni perché il movimento pallavolistico è sicuramente un movimento sano, pulito, che ha bisogno anche di questi momenti. Sicuramente per la società è un'occasione per farsi della pubblicità e per i bambini di questa fascia di età è un'occasione molto importante di confrontarsi con altri bambini della loro età, con altre realtà e anche per vedere insomma che non ci sono solo loro a fare queste cose. Certo è un impegno questo che coinvolge anche le famiglie, senza di loro noi non saremmo qua.
Ma da 1 a 3, quanto è bello allenare mini volley? Sicuramente 3, perché sono dei bambini giovani e hanno grandi possibilità. Essendo noi magari quindicenni o massimo ventenni, abbiamo un po' di esperienza e magari vedendo loro ci rendiamo anche conto degli sbagli che facciamo, ma insomma li aiutiamo e speriamo di farli crescere insomma sani e forti e magari che abbiano anche delle possibilità quando sono più grandi. Dopo le recenti elezioni FIPAV ci si torna ad occupare della base sportiva. Sì, finalmente una domenica di vero sport dopo un mese che ci ha visti impegnati nella ristrutturazione di tutti gli organici dei consigli provinciali, regionali e nazionali. A Padova la riconferma di un gruppo che ha portato negli anni a sorpassare i 10.000 tesserati. In regione un cambio alla guardia nella presidenza, è arrivato Roberto Maso proveniente dalla vicepresidenza rispetto ad Adriano Bilato, consigliere confermato Daniele Gusella, affiancato da Paolo Balasso che sta trainando molto bene tutto il bacino termale, ma la notizia molto importante è che ci vedrà rappresentati con un padovano finalmente nel Consiglio federale. Adriano, dopo 12 anni di presidenza regionale, è arrivato come terzo votato, per cui un risultato straordinario, primo dei nuovi consiglieri del nuovo Consiglio federale guidato da Magri, in un periodo difficilissimo, in un periodo di congiuntura economica, ma siamo sicuri che le idee portate dal nostro territorio, che sono sempre state all'avanguardia su tutta la nazione, potranno sicuramente trovare una breccia per far capire a tutti gli altri comitati quanto sia importante lavorare solo ed esclusivamente per la base, per arrivare ad un vertice che possa rappresentare veramente tutti. A questo punto ci manca solo il grido finale dei protagonisti.